di mio cugino con la 500. La botta in macchina che tenere. Oh! Parlate bene, sto registrando. Ora ci avviciniamo alla zona più ambita della costa del litorale parese. Di conseguenza qua, di conseguenza in queste parti il turista si perde. Ascolta, parlate male, va! Di conseguenza qua il turista dice minchia che è bello questo nome. E non si danno tabruse e poi capito funzionano Pepe Nieto, no? Non fare i nomi dei testimoni. Cosa c'è conviene a un testimone di Geova, ragazzi? Pepe Nieto è sempre meglio, al passo. Quando vede Alfa Romeo, perché non è che si fa dentinare, Guarda la Spromonte, guarda come... sta bene la pecora. Ma io ero Ai! Ai! Ah! Ecco, ci apprestiamo a una guida turistica, alla guida turistica Michelin. Si trova nel mare, dove proveniente la torre. Quattro coglioni convinti che l'estate stia arrivando si adagiano ai bordi del litorale. Però L'uomo Non è mai arrivato. ha incontaminato la natura. Là, sono scemo. Fai sul chiosco. Fai sul chiosco. Prendi la torre logicamente nell'immensità. Spostati Francesco, poi devi inquadrare la squacendola. Dai, vai. Vai. Vai ancora, questo è il bosco, la macchia mediterranea. Ci stiamo avvicinando, Poi c'è il bianco inconfondibile. Voilà! È proprio lei. È lei, la signorina Cecilia 500. inquadra il mare. Perfetto. Questo straccio. bella mano Copia un pettato. l'accendi e poi la piazza. Lasci da vesi. Petardi mina. Oh, volevo sprecare sulla barca, non ricordo. Ma dopo... porca puttana! Stai cazzata! Diana. Enorme. Tu salli, in casa bruciata. Ma tu lì la coltivi? Piantagioni. Ne hai? Qualche piantina? Ne hai. Ci davai? Fritto. Fritto No, fritto no, ne hai altri. C'è
avere rivoluzioni da sovare. Capito? Perché quello poi c'è una panoramica, una zoomata dentro la foce. Guarda. Fraccia, è sempre lui. Sempre là. Babbo Natale mi ha passato. Minchia bello sedersi su quella pietra.